questa live di due topic in particolare, la gestione delle emozioni e l'altro delle malattie autoimmuni. Mi sono state fatte delle domande riguardo se le malattie autoimmuni, in particolare l'artrite reumatoide, poteva essere una malattia che poteva essere, diciamo, curata o comunque supportata attraverso Neurobalance, il mio metodo, e risponderò, diciamo, con più estensione a questa domanda. Spero di riuscire a parlare fino alla fine della diretta perché, come sentite dalla voce, ho preso forse l'influenza e ho un po' di mal di gola. Quindi se ogni tanto mi vedete fare questo tipo di un po' insomma, sentite la voce rauca, è per questo. Sono tornato da pochi giorni da un bellissimo trip, un bellissimo diciamo percorso di 7 giorni, di 360 km in bici qui in Sardegna. È andato benissimo, però poi quando sono tornato ho avuto questo problemino alle mie corde vocali, alla gola, un po' di raffreddore, e vabbè, passerà, sto facendo un bel po' di tisane, ho qui la mia bottiglia d'acqua, quindi scusatemi ogni tanto se mi interrompo e devo bere un po'. Quindi, parlando di questi due topic, malattia autoimmune, quindi l'approccio mind body e la parte delle emozioni. Ho veramente tanto da dire. Iniziamo quello dall'autoimmune, quindi problematica di artrite reumatoide. Molte persone, oramai sono 3 anni circa che faccio video su YouTube e inizialmente avevo detto che le malattie autoimmuni, se tu hai una malattia autoimmune non sei, diciamo, ehm, non vai veramente ad avere un beneficio al 100% sulla Mind Body Therapy, quindi questo approccio mente-corpo. Oggi vi devo dire un qualcosa di leggermente diverso, cioè non voglio dire che il metodo Neurobalance, comunque un approccio mente-corpo di consapevolezza, vada a risolvere la malattia autoimmune, ma va a beneficiarne di conseguenza, ok? Quindi il nostro obiettivo, se stai soffrendo di artrite reumatoide, non è avere tutte le analisi del sangue perfette, ma riportarti a una funzionalità del corpo e a fare una vita anche normale, perché ho seguito tempo fa una persona che soffriva di emicrania, di mal di testa, cefalea, mal di testa e emicrania, e aveva anche artrite reumatoide. Infatti lei mi ha detto: posso entrare nel percorso anche se ho questa problematica? Quanto influisce l'artrite reumatoide nella problematica di cefalea o di emicrania? L'artrite reumatoide può esserci come non può esserci, nel senso che se c'è vuol dire che il sistema nervoso e immunitario ha un'attività, un'allerta maggiore rispetto a una persona che non ha artrite reumatoide. Quindi il percorso non deve essere verso il sintomo, ma quindi nella soppressione dei sintomi, altrimenti facciamo il gioco della medicina convenzionale che cerca sempre di appiattire, sempre di sistemare il sintomo, ma quello di capire che ci sono delle consapevolezze, del lavoro sulle emozioni, sulle paure, sull'inconscio che va probabilmente a creare questa malattia autoimmune o comunque ad aggravare questa problematica autoimmune. Quindi non è un problema, cioè se soffri di malattie autoimmuni come questa, come l'artrite reumatoide, o psoriasi, come nel mio caso, che è considerata una malattia autoimmune, non è un problema. Io vivo normalmente con questa problematica, non mi dà problemi, diciamo, di stile di vita, faccio tutto quello che posso. È vero che anni fa, mettiamo 3 anni fa, 4 anni fa, quando non sapevo che in realtà c'era una connessione mente-corpo alla malattia autoimmune, avevo molta paura che questa problematica di psoriasi sarebbe aumentata. Infatti cercavo 100.000 soluzioni a questa parte, diciamo, autoimmune. Non ti deve interessare questa parte, cioè nel senso ce l'hai, c'è questa artrite reumatoide, non è un problema, molte persone vivono normalmente anche con l'artrite reumatoide, ovviamente se dipende dallo stadio,
ma se è uno stadio, diciamo, con sintomatologie non gravi, che non ti bloccano a letto, ehm, puoi vivere normalmente. L'approccio mente-corpo può darti solo che del beneficio, quindi tra farlo e non farlo è meglio comunque fare un approccio mente-corpo. Non voglio dire che i farmaci o piuttosto che l'approccio convenzionale non si deve fare in questi casi, non sono io a dirlo, non sono un medico e non mi prendo la responsabilità di dire non servono i farmaci, anzi molte volte i farmaci possono aiutare tantissimo, parlo di magari per un periodo ristretto, magari di antidepressivi o antipilettici, per quelle persone che hanno raggiunto veramente un livello di depressione molto alto, rischiamo a volte anche veramente dei casi in cui la persona veramente non vuole più vivere. Quindi in quei casi è utile il farmaco. Quindi chi sono io per dire assolutamente no il farmaco? No. Quindi l'autoimmune, artrite reumatoide c'è o non c'è, non è un problema. C'è il recupero dell'indipendenza, cioè questo è veramente l'obiettivo del percorso. Il recupero dell'indipendenza, cioè il fatto che molti di voi hanno paura che attraverso i suoi sintomi, non sto parlando più di problematiche autoimmuni, ma sto parlando di dolori e sintomi, se questi sintomi si aggravano notevolmente durante i mesi e gli anni e probabilmente si aggraveranno se non ci lavorate sopra, perché quello che fa il sintomo è un messaggio, se questo messaggio non viene recepito i sintomi tenderanno sempre ad andare più su, a meno che non ci lavoriamo internamente. Quindi se vanno su il recupero dell'indipendenza è praticamente nullo. Quindi ovviamente questa è una paura che bisogna andare a lavorare e veramente prima inizi con questo percorso meglio è. Quindi il recupero di indipendenza ce l'avrai sicuramente se ti prendi la responsabilità, insomma, del capire da dove questi sintomi arrivano. E tra un attimo, nella parte, diciamo, dopo, tra qualche minuto parleremo di gestione delle emozioni, capirai perché ti dico la responsabilità, la presa di responsabilità. Quindi smettiamola veramente di andare a incolpare il corpo per la nostra condizione fisica. Il corpo in realtà non sta facendo altro che darci dei messaggi. Quindi se c'è in questi casi magari dolori alla schiena o dolori alla cervicale che uno pensa siano legati alla parte fisica, quindi strutturale della colonna cervicale, della colonna vertebrale, esempio, ti hanno detto che c'è uno scivolamento delle vertebre, ma non c'è stato un trauma fisico, non c'è stato un impatto da incidente stradale. Quindi in questi casi, che nella maggior parte dei casi la problematica non è fisica, ma è di sistema nervoso ipersensibile. Quindi quando siamo in queste casistiche dove il sistema nervoso è in allerta, e come tu puoi fare a sapere se sei in questa casistica o meno, nel mio sito web venezianotherapy.com hai questa auto-assessment, un'autovalutazione, ma ti dico già che l'80-90% dei dolori cronici sono dati da una somatizzazione, da una gestione delle emozioni inefficace, da stress, da molto stress, da evitamento di certe problematiche, magari emotive, che andiamo a somatizzare. Questo crea sintomi, questo crea messaggi molto forti, perché questa è la problematica di molti di noi, pensano che se il messaggio, se il sintomo è molto forte, molto intenso, allora ci dovrà essere una problematica fisica strutturale. Quando dico fisica strutturale, uno pensa un danneggiamento. In realtà no, non è detto che se il sintomo è anche molto intenso debba essere necessariamente una problematica strutturale di danneggiamento. Anzi, la maggior parte delle volte non è così. Quindi se ti hanno detto è lo scivolamento delle vertebre, se ti hanno detto è la rettilizzazione della cervicale, se ti hanno detto questa è un'ernia, se ti hanno detto questa è una problematica posturale, se ti hanno detto è il bacino che è disallineato, una gamba più lunga dell'altra,
ne ho sentite veramente tantissime. Queste possono essere evidentemente conseguenze a una contrazione muscolare. Quella contrazione muscolare è data da una causa emotiva che ovviamente il sistema nervoso va a compatire attraverso delle contrazioni, ok? Quindi quello che vedi tu in superficie del corpo non è la problematica, non è la radice della problematica, dobbiamo andare un po' più indietro, un po' più profondo per arrivare a un punto in cui molto probabilmente tutto è iniziato in un periodo molto stressante della tua vita. Dobbiamo prenderci la responsabilità di quello che sta succedendo, delle tue emozioni, di quanto ne sai di questa problematica per dire guarda, ok, ho fatto di tutto, ho fatto fisioterapia, ho fatto agopuntura, ho preso farmaci, ho preso integratori, sono andato dal massaggiatore, sono andato a fare Reiki, sono andato a fare yoga e nulla funziona. Allora, cos'è il problema? Sei tu il problema o magari siamo andati, cioè è il tuo corpo il problema o magari non stiamo veramente trovando l'entrata della causa, cioè la radice del problema? Sicuramente, ok, io dico, la maggior parte delle volte il problema non sei tu. Non ti fare una colpa, non sei una persona sensibile, non sei una persona che non riesce a guarire, è perché ci sono ancora delle emozioni inconsce, delle emozioni non metabolizzate che rimangono ancora all'interno del corpo e il corpo e il sistema nervoso, il sistema immunitario, ok? Il sistema endocrino, ok? Quello degli ormoni, è andato in allerta, ok? Non c'è nulla di sbagliato in te, anzi il corpo sta funzionando benissimo la maggior parte delle volte. Benissimo cosa vuol dire? Che se c'è una problematica il corpo reagisce, se reagisce con questi sintomi, con queste voci, con questi messaggi, è perché funziona, altrimenti saresti già morto o morta, avresti un problema molto più grave. Quando dico grave parlo di problematiche di tumori, parlo di problematiche molto più di una gravità di questo tipo, ok? Dove in realtà la problematica mente-corpo, cioè l'approccio mente-corpo, ha sempre meno efficacia, perché più andiamo avanti a reprimere, più andiamo avanti a non capire dov'è la problematica, quindi più andiamo a evitare di lavorare sulle nostre emozioni e più il corpo si ribella. E quanto vuoi che si ribella? Si ribella fin quando ce la fa, fin quando il corpo ce la fa. Quindi entriamo sul topic della gestione delle emozioni, ok? Questa parte è una parte che è molto molto importante e credo che sia la parte che viene evitata e che è la parte fondamentale di ogni terapia mente-corpo, perché quella parte più facile delle terapie mente-corpo è quella fatta al corpo direttamente, ovvero respirazione, ovvero stretching, ovvero movimento fisico, ovvero qualsiasi stiramento, qualsiasi cosa che tu fai nella superficie del corpo. Che però qui non stiamo parlando di emozioni, non stiamo parlando di inconscio, non stiamo parlando di soppressione, di suppressione, di repressione delle emozioni. Adesso ci arrivo un attimo, non ti confondere. Tutti i coach di terapisti sono bravissimi a darti un esercizio per la cervicale, magari il classico rotazione, come quelle classiche, diciamo, puntate di Rai 1 della Rai che portano il professorone, che magari quello che il direttore della Sapienza di Roma, il neurologo, che dice come si cura la cervicale e le cose che si dicono sono sempre le solite. Stile di vita, si dicono che il cellulare che lo mettiamo, lo teniamo troppo acceso, ci dicono che è perché la testa pesa 20 kg se la mettiamo in questo modo e ovviamente abbiamo contrazioni, ma non parlano mai questi dottoroni, questi professoroni delle emozioni, perché non sono stati formati per questo. Invece dall'altra parte estrema, quindi la parte di psicologia, di psicoterapia, non parlano mai
di corpo, perché sono istruiti sulla parte mentale, cerchiamo sempre di capire qual è la problematica delle nostre emozioni, di trovare i nessi che però capendo solo non mettiamo in pratica dal punto di vista corporeo. Quindi vedete qui la differenza di estremo, no? L'estremo della Rai 1, del professore neurologo della Sapienza di Roma, che ci dice è tutta una problematica di nervo occipitale, di nevralgia del trigemino, di questo o quell'altro, usiamo magari dei farmaci, degli interventi mirati al nervo e risolviamo. E l'altra parte invece, l'estremo opposto, è quello, è tutto un trauma, è tutta una questione di quando siamo cresciuti con i nostri genitori dai 0 ai 10 anni, allora risolve il trauma capendolo, ok? Ecco perché notiamo ultimamente un grande affiorire delle problematiche e degli approcci mente-corpo, che insomma rimaniamo un po' nel mezzo. E la meditazione, almeno quella diciamo mirata al soma, al corpo, è quella che funziona meglio, ok? Però ci vuole molta consapevolezza, molta pratica. È un lavoro di 3-6 mesi prima di avere veramente dei benefici sul corpo, ma capendo che noi dobbiamo rimanere nel mezzo, quindi non ascoltiamo per forza necessariamente il professorone che ci dice il tuo problema è neurologico, se in realtà neanche lui lo sa e tu sei qui, hai fatto tutto e non hai risolto, ok? Perché ci sta nelle casistiche in cui, esempio, c'è stato un incidente stradale, c'è stato un trauma fisico da impatto, c'è stata una frattura, c'è stato un tumore, c'è stato qualcosa di dove la materia si è spezzata, ok? E quindi c'è stato un danneggiamento fisico, allora sì, allora sì. Ma nella grande maggioranza delle volte non si trova nulla nelle risonanze magnetiche, si trovano cose che in realtà sono per la maggior parte asintomatiche, esempio le ernie, che non danno assolutamente nessun problema se il sistema nervoso non è in allerta, ok? E a volte quella ernia entro 3 mesi, anzi non a volte, la maggior parte delle ernie entro 3 mesi si ritira e non è più un problema. Comunque, quello che ti sto dicendo arriva da un libro che si chiama Letting Go, lasciare andare, di David Hawkins, ok? Questo libro, Letting Go di David Hawkins, lo trovate solo in inglese, quindi Hawkins, 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 David. È un libro incredibile, lo sto leggendo per la seconda volta in questi giorni perché ho imparato tantissimo e sto imparando ancora tantissimo sulla gestione delle emozioni, non solo per i miei clienti, ma soprattutto per me, per la mia vita, quindi quello che dico in realtà non è solo teoria, cioè io lo faccio per me. E nel libro c'è scritto che la gestione delle emozioni riguarda tre cose in particolare, tre gestioni. Quella dell'emozione che viene soppressa, quella dell'emozione che viene espressa e quella dell'emozione che viene evitata. Ok? Se capiamo questi tre punti, hai capito praticamente la maggior parte delle terapie che funzionano per il dolore cronico. Se tutte queste terapie mettono in mezzo nella pratica, nella consapevolezza queste tre cose, hai i giorni contati, i tuoi messaggi di dolore, di sintomi hanno i giorni contati. Una volta che hai capito questo, veramente la tua vita cambia notevolmente, come è cambiata la mia quando ho letto il libro del dottor Sarno, Curare la mente e guarire il dolore. Perché queste cose che ti sto dicendo erano scritte nel libro, come in questo libro. E poi l'ho rimessa, tutte queste cose le ho racchiuse un po' nel mio di libro, ok? Ad ogni modo, entriamo sul primo, soppressione dell'emozione. Quindi se impariamo a gestire le emozioni e a capirle e a sentirle in un certo modo, e a metabolizzare l'emozione vuol dire sentirla, e una volta che l'abbiamo sentita è come se un'onda che sale su e poi riscende e va via, ok? Quello che però molte volte non facciamo è che non la metabolizziamo. Non la metabolizziamo, non la facciamo esprimere e viene, diciamo, intrappolata come un'energia all'interno del nostro corpo.
Quanta scienza c'è di questo sta arrivando, ma la capiamo dal punto di vista esperienziale, ok? Tutti i casi studio che io ho, tutte le persone insomma che ho seguito hanno questo problema, cioè della gestione delle emozioni. Perché se un'emozione viene soppressa, cosa vuol dire? Che può essere soppressa o repressa, prima di tutto. L'emozione soppressa è quella che è soppressa consciamente. L'emozione repressa è quella repressa inconsciamente, ovvero che noi non sappiamo che la stiamo reprimendo. Quella soppressa consciamente è quella che, per esempio, quella da lutto. Facciamo un esempio, ci è morto la madre e un padre, un compagno e una compagna, una persona cara, e cerchiamo di non sentire quella perdita, perché è troppo forte quell'emozione, quindi non la vogliamo sentire. Non la vogliamo sentire quindi la evitiamo, quindi siamo coscienti che quella emozione di tristezza c'è, ma cerchiamo di proteggerci e ci sta, è normale, non è che uno deve sentire necessariamente tutta questa tristezza tutta in una volta, però capire che possiamo metabolizzare quella tristezza con degli strumenti adeguati, ok? Magari non tutte insieme, ma un po' alla volta, invece di poi arrivare tra un anno o due dove non abbiamo metabolizzato quella tristezza, che poi è diventata rabbia, che poi è diventata rancore o senso di colpa, e in un certo senso se non l'abbiamo metabolizzata attraverso questi strumenti, la metabolizzerà il nostro corpo attraverso sintomi. Quindi la repressione, quella inconscia, come si va poi a sfociare? Come fai a capire se ci sono delle repressioni inconsce? E se dici se sono inconsce io non lo saprò. Mettiamolo un attimo dal punto di vista teorico perché ti aiuta. Il non sentire può essere un qualcosa di inconscio, cioè che tu non è che decidi "Oh, adesso non sento la tristezza, è automatico, ok? Lo sai forse solo dopo, quando diventa poi consapevole questa cosa, questa emozione. Tendiamo a proiettare molte delle volte la colpa del nostro sentire a qualcun altro. Esempio, eh, c'è stato qualche giorno, ho avuto questo problema con la macchina che invece di mettere, cioè ho messo benzina ma dentro la benzina c'era dell'acqua, ovviamente sono incavolato perché la macchina non la posso usare e questo è successo veramente, non posso usare la macchina, mi arrabbio, è una cosa diciamo automatica e do la colpa al benzinaio, oppure do la colpa a me che ho fatto benzina quel giorno invece di aspettare 10 minuti dopo. Avrei potuto aspettare, no? Quindi do la colpa agli altri senza prendermi la responsabilità, che qui stiamo parlando quindi dell'espressione, la responsabilità della mia rabbia e dire io cosa posso fare di questa cosa? È veramente colpa degli altri o sono io che decido effettivamente di arrabbiarmi? Se quella rabbia la sto sentendo, non la vado a sopprimere evitandola, ma la sento, ci rimango dentro, magari mi chiudo gli occhi, sento questa rabbia, dov'è? Nello stomaco, nel petto, la sento, qui la meditazione aiuta moltissimo in queste pratiche, per non farla poi diventare stress, perché se prendo consapevolezza di come mi sento e prendo responsabilità che quel sentire è la mia responsabilità di dire non è una colpa degli altri prima di tutto, posso prendermi la responsabilità, sì sono io che sento quella reazione, la neutralizzo quella reazione attraverso il sentire, se io chiudo gli occhi e in questo momento sono arrabbiato, chiudo un attimo gli occhi, ok? E sento questa rabbia senza portarla giù, senza pensare, ah, ora faccio la lavatrice, o piuttosto adesso mi metto a vedere un film, o sento quella rabbia, la sento nel corpo e la guido ad esprimersi. Come fai a guidarla ad esprimersi? Lasciandolo andare. Una delle mie meditazioni più di successo in questo canale YouTube è quella della meditazione lasciare andare. È proprio questo, alla fine, non è così difficile di lasciare andare,
perché noi prima di tutto dobbiamo prenderci la responsabilità che se ti incazzi, che se sei triste, se sei depresso, la responsabilità è la tua prima di tutto, non è colpa degli altri, qualsiasi cosa sia successa fuori, anche la catastrofe più grande, non è colpa tua e non è colpa degli altri. Quello che il corpo vuole è che sentiamo quello che c'è da sentire attraverso le emozioni, che è energia, metabolizziamo questa energia attraverso la meditazione o la consapevolezza se sei allenato con la meditazione, che le due vanno di pari passo, cioè alleno la consapevolezza attraverso la meditazione. Più la meditazione è praticata giornalmente, più la mia consapevolezza corporea e dei miei pensieri è alta. Quindi la neutralizzazione della emozione, non altro che metabolizzazione dell'emozione, è la terapia, ok? Mentre che sono in questo stato, il mio stress è molto basso, stress interno, perché non stiamo cercando di bloccare nulla. E prendo un attimo, faccio una parentesi, tutto questo sarà poi ripetuto questa domenica con il dottor Goffredo Bordese, perché saremo live questa domenica alle 21 su YouTube, quindi ti invito, se non l'hai fatto, magari dopo questa live metterò il link in descrizione per prenotarti. Non devi mettere nessuna mail, non sarà gratuita, sarà per tutti e parleremo proprio di queste cose, dal mio punto di vista fisioterapico e dal suo punto di vista psicoterapico. Noi siamo nel mezzo. Molte delle persone infatti pensano, oh, fisioterapia, allora facciamo un esercizio del corpo in questo modo, no? Torsioni. Psicoterapia, allora parliamo dei miei problemi. No. In questi casi quello che manca è la gestione delle emozioni attraverso la psicosomatica, ovvero questi esercizi di corporei, alla fine di sentire. Okay? Sentendo neutralizzando, metabolizziamo quell'emozione, si neutralizza e questa energia viene sfociata, va nell'etere praticamente, no? Non rimane dentro di noi. È così che non sentiamo stress, perché lo stress in realtà è una risposta all'esterno, non è una risposta solo all'interno e soprattutto verso l'esterno. Quindi quante volte le persone dicono ho fatto tutto, non funziona niente, sono io che non va, non c'è mai la soluzione, ma è possibile che tutti risolvono, io non risolvo. Quindi mettono uno la colpa agli altri o la colpa a se stessi. In realtà la responsabilità non se la sono presi perché quelle persone ancora, forse inconsciamente, stanno reprimendo tantissimo. Ci sono delle cose che non vogliono prendersi la responsabilità perché? Perché la funzione del dolore e del sintomo può essere anche preso in convenienza. Tu dirai, ma come fa a convenirmi il fatto di stare con questa problematica corporea? Magari faccio solo un esempio, non voglio incolpare gli altri, cioè, sto anche attento a come parlo in questo caso. Esempio, ci sono delle persone che hanno dei sussidi a causa di una problematica fisica, perderebbero quel sussidio e quindi perdendo quel sussidio monetario, quella problematica inconsciamente non la vogliono risolvere. Faccio solo un esempio, ok? Magari non è il tuo caso, lo so, però ci sono queste casistiche in cui inconsciamente è come se ti autosaboti tu, cioè, perché perderesti dei benefit. Quindi qual è il benefit? Magari uno ci pensa e dice qual è il mio benefit di star male? Magari c'è, e se inconsciamente è ancora lì e non ci hai pensato, potresti far di tutto e ti autosaboti semplicemente perché ti butti addosso un sacco di responsabilità che in realtà non è la tua, cioè quella degli altri su di te. Ora, andiamo su, quindi ti ho parlato di soppressione, quindi la maggior parte sopprime, ok? Perché è più facile non sentire, è più facile dare la colpa agli altri, è più facile in questo caso non sentire l'emozione. E va bene per un piccolo periodo, magari c'è un lutto, magari c'è un'arrabbiatura molto forte e quindi bisogna aspettare un attimo. Ok, dicevo, la soppressione va bene per l'inizio, per i primi 2 o 3 mesi. Ok, se questa problematica va avanti per tanti mesi, magari per anni,
questa problematica, questa energia all'interno del corpo non farà altro che arrivare sempre più su. Ecco perché i dolori cronici tendono ad aggravarsi sempre di più, ok? E lì infatti dobbiamo prenderci la responsabilità. Oggi, al di là che tu stai soffrendo da 5, 10 anni, 20 anni, oggi puoi iniziare a metabolizzare quelle emozioni. Come? Attraverso queste pratiche somatiche e attraverso la consapevolezza e l'educazione, principalmente l'educazione. Eh, Ovviamente il percorso di Neurobalance ti aiuta a velocizzare il tutto, non devi necessariamente pagare qualcuno per stare bene, ok? Non devi pagare necessariamente me, non devi pagare necessariamente un altro terapeuta, le puoi fare semplicemente perché queste informazioni sono praticamente gratuite in questo canale YouTube, ok? Poi i libri costano pochissimo, informiamoci, mettiamo in pratica, è un percorso e ti assicuro che non te ne pentirai. L'ultima parte, quindi la gestione delle emozioni dell'evitamento, perché ti ho parlato di soppressione, poi c'è espressione e poi c'è evitamento. Questo anche evitamento è un evitamento conscio o inconscio. Cosa voglio dire? Esempio, sono arrabbiato per qualche cosa, non l'esprimo, oppure sono triste per qualche cosa, non la esprimo, me la tengo all'interno e cerco di evitare quell'emozione attraverso qualcosa, un'azione. Esempio, lavorare. Esempio, mangiare. Esempio, ascoltare musica, vedere video. Esempio, qualsiasi cosa che ci fa distrarre dall'emozione. Qua si creano le dipendenze. Le dipendenze, infatti, per esempio, dello scrolling di YouTube, dello scrolling di Instagram. Secondo voi perché le persone sono dipendenti da Instagram? Perché non devono pensare a qualcos'altro, giusto? Se io devo pensare a qualcos'altro che mi mette in stress, magari un qualcosa che sto evitando e procrastinando, no? Se questa cosa non la procrastino e non la evito, la devo sentire, ma non voglio sentirla. Quindi faccio che evitarla attraverso il lavoro, evitarla attraverso il mangiare. Molti dei miei pazienti hanno questo evitamento, l'evitamento principalmente del lavoro. Io sono una di queste. Cioè io cerco di studiare tantissimo, di immergermi in questa bolla della psicosomatica perché molte volte mi fa comodo studiare e dire guarda che io sto studiando, guarda che mi sto informando, guarda che sto praticando per me, invece magari di esprimere quelle emozioni di problematiche con la compagna, con il genitore, con un'altra persona, ok? Esempio questa cosa della macchina che è successa. Se io lavoro non penso a quella macchina, non penso alla problematica della macchina. Quello che invece dovrei fare è prendermi 5 minuti e dire ok, sono arrabbiato, sono preoccupato, sentiamo questa preoccupazione. Dove la sento la preoccupazione? Chiudiamo gli occhi, dove la sento quella preoccupazione? Attraverso dei sintomi. La chiamiamo preoccupazione, ma il corpo non capisce questa parola preoccupazione. Capisce solo quello che tu senti e lui ti sta parlando attraverso i sintomi. La preoccupazione in questo caso è una stretta al collo, una stretta alla gola, magari è l'acufene, magari è il mal di testa. Quindi mettere il sintomo fisico insieme a un'emozione crea consapevolezza. Creando consapevolezza questa emozione si metabolizza, ma dobbiamo sentirla senza repudiarla. Infatti la tua problematica molto probabilmente è quella di chiudere gli occhi e cercare di stare calmo, semplicemente di stare calmo. Questa non è una grande terapia, perché anche se nelle mie terapie ti porto a entrare in uno stato di rilassamento, non lo faccio solo per farti rilassare, perché il problema non è che tu sei non rilassato, il problema è che hai all'interno delle energie che sono state non espresse. È vero che se portiamo il corpo al sicuro, quindi cercando di rilassarlo all'inizio, quella è una via di entrata molto forte.
E poi, una volta che abbiamo sentito quelle cose lasciandole andare senza modificarle, a quel punto prendono consapevolezza e quella contrazione non c'è più, non ha più bisogno di esistere. Ovviamente, tu direi quante ne devo fare? Quanto ce n'hai bisogno? Hai aspettato 5 anni? Hai aspettato 10 anni prima di fare questo lavoro? Ti aspetti che in una settimana tutto funziona? No, perché anche lì è un'aspettativa che ti porta tanto stress perché poi dicono ah se non funziona allora è la colpa dell'altro. Ti assicuro che questo è l'unico modo per guarire dal dolore cronico. Ora andiamo a vedere qualche messaggio perché ragazzi ho il 19% non so neanche se riusciamo a finirla tutta questa live. Vediamo andare giù, andiamo giù. Se avete delle domande comunque scrivetemele. Io ho divorato il potere della consapevolezza ieri. Terry, stiamo, grande. Come ti sei trovato con questo libro? Sta parlando appunto del libro che ho scritto. Fatemi sapere, magari se mi aiutate ragazzi a mettere anche una recensione su Amazon, sicuramente questo libro diventa anche un po' più diffuso. Niente, non ci sono particolari. Ok, quando senti l'emozione nel corpo, poi cosa devo fare? Nulla, devi semplicemente sentirla, farla fiorire, chiudi gli occhi, senti questa emozione, proviamola insieme e poi chiudiamo la live. Ci state? Tanto l'emozione c'è sempre, ok? Una volta che tu chiudi gli occhi, inizi a respirare, lascia fluire il respiro. Questa è l'entrata. Lascia fluire il respiro e nota come ti stai sentendo adesso. Noti le contrazioni a livello della gola, a livello delle spalle, a livello del petto o a livello dello stomaco. Qualsiasi disagio in questo momento è legato a un'emozione. Prenditi il tempo per sentire senza buttare giù o evitare questa emozione o questo sintomo o questo disagio. Lo stai sentendo? E prova in questo momento, anzi senza provare, nota tutte le sfumature di questa contrazione o di questa emozione. Ti ricordo che l'emozione deve essere sentita nel corpo, non è capita nella mente, deve essere sentita nel corpo, quindi nota a livello corporeo dove e cosa senti. Puoi sentire dei formicolii, puoi sentire delle contrazioni, puoi sentire del calore, puoi sentire del freddo, puoi sentire degli spasmi, delle pulsazioni, puoi sentire semplicemente dell'energia. Cosa facciamo adesso? Rimaniamo presenti facendoti guidare dal respiro. Facendoti guidare dal respiro, hai il tempo di rimanere presente e in questi secondi arriveranno dei pensieri. Ciò non vuol dire che non stai meditando, i pensieri arriveranno e saranno metabolizzati semplicemente lasciandoli andare. Quindi non ti devi focalizzare nel pensiero stesso, ma devi rimanere nel corpo. Questa pratica è difficile perché cerchiamo di rimanere nella mente, nella cognizione. Rimanendo nel corpo, stai facendo esprimere quella emozione perché non la stai evitando. Capisco che se l'emozione è troppo forte, se il sintomo è troppo forte, quando parlo di emozione e sintomi sto parlando della stessa cosa,
quando l'emozione, il sintomo è troppo forte, che non riesci a far nulla, ma vuoi solo evaderlo, è il momento di fermarsi un secondo, di prendere il respiro, di prendersi una pausa e poi di nuovo chiudendo gli occhi riportiamo alla pratica. Ovviamente tutto questo viene fatto in modo automatico una volta che hai consapevolezza durante la giornata, perché questa è una pratica che si fa a occhi chiusi, ma una volta che hai aperto gli occhi non finisce, ok? E se vogliamo la possiamo praticare fino a che andiamo a dormire, ok? Ovviamente uno pensa non posso meditare anche quando sto lavorando, no, ma puoi essere consapevole di quello che ti sta succedendo nel corpo, senza evitare quelle emozioni. Ora spero che questa cosa che ti sto dicendo ha senso. Se non ha senso, capirai il senso attraverso delle mie meditazioni che trovi nel canale. Se vuoi praticare questa parte, diciamo, mente-corpo, questa terapia, sistematicamente, che è quello che ti invito a fare, ti invito a, tra pochissimo, tra poche settimane, ci sarà l'inaugurazione, mettiamola così, del nuovo programma di gruppo, Neurobalance di gruppo, dove una volta al mese ci vedremo, faremo questa pratica assieme, come questa live, avremo modo di vederci, quindi ci sono delle persone all'interno che come te stanno soffrendo di dolori persistenti e lo so che molte persone in Italia non vogliono entrare in un gruppo perché le cose cioè le problematiche sono private e quindi non vogliono dire le loro problematiche, ma qui non stiamo parlando di sintomi, ma parleremo semplicemente di pratica. E vi assicuro che se vi circondate di persone che queste cose le stanno capendo e le stanno praticando, la vostra guarigione andrà molto più veloce. Se vi circondate di persone negative, che parlano solo di farmaci, che parlano solo di problemi, che parlano solo di gli altri sono così, io sono povera me, vi assicuro che non si va avanti. Quindi, ora che la mia voce sta praticamente finendo, è l'ora di chiudere questa live e vi invito a domenica sera alle 21 che ci vediamo con Goffredo Bordese. Finalmente io farò una meditazione all'inizio della diretta, lui ne farà un altro alla fine della diretta, vedrete due approcci differenti. Nel mezzo parleremo e risponderemo a delle domande, quindi se avete delle domande scrivetele nei commenti, magari nelle mie ultime, quello che vedete su YouTube, che io me le segno e poi risponderò live, magari anche con l'aiuto di Goffredo. Veramente ho finito la voce ragazzi, ho dato più di quello che potevo. E niente, dai, spero di vedervi lì, guardate il link in descrizione, attivate lì la campanellina della live e ci vediamo questa domenica alle 21. Ciao ragazzi, a prestissimo e grazie del supporto.